Allora, se dite possiamo cominciare. Chi è collegato mi sente? Mi date un cenno cortesemente? Sì, io ti sento bene. Sì. Perfetto. Allora, buongiorno a tutti quanti. Prima di cominciare vi presento gli ospiti, i colleghi che sono collegati via Teams. La Sabrina Visentin, che è la presidente o presidentessa di Villaggio Globale, Carlo Zagato, presidente di Porto Alegre, della cooperativa Porto Alegre, nonché ATS presenti in Veneto, Serena Scarabello, che è la referente in Veneto di Terra. Non so se dopo si collegheranno nel corso della conferenza altri ospiti a cui dopo darò la parola. Allora, noi abbiamo convocato questa conferenza stampa per fare un po' il punto della situazione rispetto a quello che è la situazione dello sfruttamento lavorativo e caporalato in Veneto, visto che in queste settimane sono emersi dei fatti ampiamente conosciuti, ma ci sono altrettanti fatti che meritano di essere menzionati e citati, che riguardano specificatamente l'ambito agricolo. Faccio una premessa che secondo me è dovuta. Allora, se noi vogliamo valutare il fenomeno del caporalato in Veneto e dello sfruttamento lavorativo, paragonandolo a quello che succede in altre regioni d'Italia, dove sono presenti molti insediamenti informali, sono presenti, come dire, dei centri di raccolta che sono lungo le strade, lungo le rotonde, di lavoratori che vengono arruolati seduta stante dai caporali, noi stiamo sbagliando target e stiamo sbagliando obiettivo come metodo di giudizio e di misura. Il fenomeno del caporalato in Veneto è un fenomeno diverso, con contorni diversi, ma ha un elemento di comune denominatore, che è lo stesso sfruttamento dei lavoratori, che di qualunque etnia e di qualunque, diciamo, estrazione. Il fenomeno del caporalato in regione non è né un fenomeno marginale e neanche isolato. È un fenomeno certamente trasversale che tocca diversi ambiti dell'economia veneta. Lo abbiamo visto anche con i recenti fatti di Grafica Veneta, ma purtroppo diciamo, affonda le proprie radici, e il settore più vulnerabile da questo punto di vista resta il settore agricolo. Il settore agricolo perché è più esposto all'illegalità, perché purtroppo è un settore dove c'è un'ampia stagionalità, un ampio utilizzo di lavoratori stagionali, poi vi dirò qualche numero, e di lavoratori più esposti rispetto ad altri. Un dato di partenza che bisogna valutare è questo. Oggi in Veneto sono presenti circa 9.800 imprese agricole che hanno almeno un dipendente, che quindi nel corso dell'anno hanno assunto almeno un dipendente. Gli occupati totali sono circa in Veneto 75.671, di cui la maggior parte sono lavoratori stagionali che ammontano a circa 61.225 lavoratori. Gli stranieri presenti nel settore, per stranieri intendo sia dell'Unione Europea sia extra Europa, quelli dichiarati sono circa 35.852, di cui 26.000 circa sono impiegati per attività prettamente stagionali. Quindi per attività stagionale mi riferisco a raccolta di frutta, ortaggi, manutenzione dei fondi agricoli, la vendemmia, la potatura, quindi un numero considerevole. Di questa fetta di lavoratori che citavo prima, noi abbiamo riscontrato attraverso gli studi scientifici, attraverso le banche dati disponibili, in primis l'osservatorio Placido Rizzotto, di cui vedete copia,
che circa 3.000 lavoratori sono considerati altamente sfruttati o vulnerabili. Quindi dicevo, circa 3.000 lavoratori sono considerati a forte rischio di sfruttamento e vulnerabili allo sfruttamento stesso. Per capire anche le dimensioni economiche, perché dopo, oltre all'occupazione, c'è una dimensione economica da valutare. Oggi i dati ci dicono che il lavoro irregolare in Veneto, a 360 gradi, in qualunque sua forma, vale circa 5,4 miliardi di euro, cioè il 3,8 del PIL, dell'intero PIL regionale. Allora, viste le dimensioni economiche del danno che il lavoro irregolare, lo sfruttamento portano alla regione del Veneto, capiamo bene che il danno che è addebitato dopo alla collettività in termini di mancati versamenti contributivi, mancati versamenti all'erario, eccetera, 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 ammonta ad una cifra considerevole. E in questi numeri, che fanno un po', come dire, il contorno rispetto alla situazione, ci sono le storie dei lavoratori, soprattutto stranieri, ma non solo stranieri, con le loro storie, con le loro provenienze, che hanno vissuto fenomeni di sfruttamento e caporalato. Attenzione, lo dicevo all'inizio, il caporalato in Veneto non ha, diciamo, la veste e i contorni di altre regioni, ma è rappresentato sostanzialmente dalle cooperative spurie cosiddette senza terra. Allora, cosa sono queste cooperative? Queste cooperative sono delle aziende che possono avere anche la forma giuridica della cooperativa, ma non è, come dire, un elemento dirimente. Comunque sono delle aziende che arruolano lavoratori sfruttando anche le loro condizioni di bisogno, le loro condizioni di fragilità sia giuridica che economica, per poterle impiegare appunto in agricoltura. Impiegarli in agricoltura cosa significa? Significa che queste aziende offrono il loro servizio ad aziende autoctone, aziende venete, per fare la raccolta della frutta, fare la vendemmia, fare la potatura, raccogliere gli ortaggi e la frutta in campo aperto, eccetera, eccetera, eccetera. Il problema qual è che stiamo riscontrando? Che c'è una fortissima concorrenza fra queste aziende cooperative cosiddette senza terra, nella quale offrono un servizio alle nostre aziende a bassissimo costo, comprimendo questi costi attraverso la manodopera, cioè non applicando i contratti collettivi nazionali, non applicando nessuna condizione minima di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, pagando in maniera forfettaria con salari che si aggirano intorno ai 3-4 euro quando va bene. In alcuni casi riscontriamo anche che questi lavoratori sono costretti a pagare il servizio di mobilità, cioè pagare all'azienda un costo per spostarsi attraverso i furgoni. Riscontriamo il fatto che capita che vengano trattenute dai versamenti dalle buste paga quote di salario che vengono prelevate direttamente dai conti dei lavoratori. Riscontriamo il fatto che questi lavoratori, nel momento in cui cercano di alzare la testa, di riacquistare un briciolo di dignità e rivendicare un diritto elementare, vengono vessati, sono oggetto di violenza e come abbiamo riscontrato in recenti casi in provincia di Treviso, in provincia di Verona,
vengono letteralmente abbandonati in mezzo a una strada alle intemperie. Allora, questo è il contorno nella quale purtroppo il caporalato si muove in Veneto. C'è un'aggravante irrisolta che purtroppo alimenta questo sistema, cioè la legge Bossi-Fini. Allora, la legge Bossi-Fini purtroppo nel suo impianto, per chi non ha un contratto di lavoro, per chi non ha delle buste paga, per chi non ha retribuzione, cade nell'illegalità perché non può rinnovare il permesso di soggiorno, un titolo di soggiorno valido per poter restare nel nostro paese. Quindi i lavoratori sono costretti ad accettare condizioni di quel tipo per potersi garantire un titolo di soggiorno valido in Italia. Noi come CGIL, come FLAI, è da molti anni che stiamo chiedendo il superamento della legge Bossi-Fini e di questo meccanismo infernale che alimenta l'illegalità e lo sfruttamento lavorativo. Ma serve un intervento da parte delle istituzioni, da parte del governo, che stiamo chiedendo da tempo e che purtroppo non si realizza. Noi stiamo vedendo in Veneto un crescendo numericamente di queste cooperative. Allora, se avete tempo di guardarvi i dati della Camera di Commercio, ci dicono che negli ultimi anni queste cooperative sono cresciute a dismisura. Questo, il dato conseguente è che nella logica di domanda-offerta vuol dire che c'è molta domanda fuori, quindi delle nostre imprese agricole che richiedono i servizi di queste cooperative. Che quindi questo è un dato purtroppo critico che dovrebbe in qualche modo scatenare una reazione da parte delle istituzioni nell'accendere un faro di luce all'interno di queste cooperative. Cooperative che, voglio ricordare, nascono e muoiono generalmente nell'arco di un paio d'anni. Queste cooperative restano in piedi il tempo necessario per sfruttare i lavoratori, accantonare debiti, dopodiché chiudono, spariscono e si riformulano sotto altre vesti, sotto altri prestanome e ricominciano da capo. Questo cosa significa? Questo significa che il danno per la collettività, quindi di tutti i cittadini veneti e italiani, è enorme, perché l'evasione fiscale, l'evasione dell'IVA, l'evasione contributiva, i mancati pagamenti, la presa in carico dopo di questi lavoratori è un danno a tutta la collettività. Allora, è questo il punto che bisogna, come dire, evidenziare e che i cittadini veneti e italiani prendano coscienza, perché non c'è solo lo sfruttamento, c'è anche il danno collaterale dovuto a questi fattori che incidono sulla collettività che dopo ne paga i prezzi in termini di servizi, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi anche il ruolo vostro di giornalisti e il ruolo, insomma, nel denunciare queste situazioni e di portare a galla tutte queste, purtroppo, pratiche, è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica denunciando questi fatti e soprattutto la società civile e i cittadini devono prendere coscienza che questo qua non è un problema dei lavoratori stranieri, non è un problema dei lavoratori migranti, non è un problema che riguarda solo gli operai e i braccianti agricoli, è un problema di cui si deve prendere carico la società civile e le istituzioni. E le istituzioni, guardate, fa male vedere che si minimizza il problema dicendo che sono fatti solo sporadici e isolati, perché non è così, non è così. Oggi in Veneto l'unica provincia che fino adesso non è stata interessata dal fenomeno del caporalato è solo la provincia di Belluno. In provincia di Verona qualche settimana fa, un mese e mezzo fa, abbiamo avuto 20 lavoratori pakistani abbandonati in mezzo alla strada. In maggio c'è stata un'operazione da parte dei carabinieri dell'ispettorato del lavoro dove hanno arrestato un caporale
e altri 15 lavoratori abbandonati in mezzo a una strada che sono stati presi in carico dal progetto Diagrammi di cui adesso vi dirò. Quindi la situazione è parecchio, come dire, diffusa. Il problema è che invece di negarla bisognerebbe fare un'operazione di interventi strutturali per cercare di ridimensionare o azzerare queste pratiche, perché anche un solo lavoratore sfruttato è un lavoratore di troppo. Noi come Fly CGIL, insieme ai partner qui collegati, a cui dopo darò la parola, abbiamo tentato di dare una risposta operativa, chiara, e speriamo anche che dia dei risultati, ma i dati delle ultime settimane ci dicono che siamo nella direzione giusta, con il progetto Diagrammi Nord. Allora, il progetto Diagrammi Nord nasce e viene finanziato dall'avviso 01-2019 del FAMI, cioè il Fondo Asilo, Migrazioni e Integrazione, nella quale la Fly CGIL, insieme al Consorzio Nova ed altri partner, hanno deciso di mettere in campo tutta una serie di azioni, una rete sociale di protezione sociale per tutti questi lavoratori che vengono sfruttati in agricoltura. E in Veneto appunto c'è la Fly CGIL regionale che coordina il progetto, ma il capofila di questa ambiziosa progettualità è il Consorzio Nova e le sue ATS. Allora, i partner che sono coinvolti, almeno in Veneto, abbiamo l'AGC, che è l'Associazione Generale Cooperative Italiane, poi abbiamo Terra. Queste due associazioni si occuperanno anche di formazione e reinserimento lavorativo dei lavoratori che sono sfruttati in agricoltura. Poi abbiamo Porto Alegre, che opera nell'accoglienza di migranti della regione Veneto con la sua ATS, che è formata da Città Solare, REM, Una Casa per l'Uomo e Coges. Poi appunto c'è il Consorzio Nova, che consorzia diverse realtà in Italia, ma in Veneto è presente il Villaggio Globale. Tutti questi soggetti, naturalmente la Fly CGIL, per quanto riguarda tutti gli aspetti contrattuali e sindacali, è l'esperienza, mette a servizio l'esperienza del sindacato di strada, che ormai da 12 anni è diventato, come dire, il nostro agire quotidiano. Tutti questi soggetti insieme, appunto dicevo, tentano di dare una risposta al fenomeno e tentano di dare una protezione sociale, una cintura di sicurezza ai lavoratori che purtroppo sono vittime di fenomeni di caporalato e sfruttamento lavorativo. Per protezione intendiamo collocarli in strutture abitative. Per protezione intendiamo offrirgli anche la mediazione culturale, fare della formazione per poi reinserirli in aziende sane, in aziende agricole sane e fargli, come dire, riscattare attraverso, come dire, la regolarità del rapporto di lavoro. Quindi noi come Fly CGIL cominceremo l'attività di sindacato di strada attraverso un'unità mobile con la quale andremo là dove ci sono i lavoratori, cioè nei luoghi di lavoro, nei luoghi dove si aggregano, laddove i punti di raccolta dove partono la mattina molto presto, e quindi presideremo il territorio dando un segnale non solo alla cittadinanza, ma anche alle istituzioni. Noi crediamo che questa sia la risposta giusta da dare e il segnale da dare alle istituzioni e alla collettività. C'è un dato però, mi riferisco soprattutto al contesto veneto. Noi abbiamo approvato nel 2016 la legge 199, che sta funzionando nella sua fase, diciamo, repressiva, con
l'inasprimento delle pene e anche l'ampliamento anche del raggio d'azione attraverso il codice penale del 603 bis. Noi però abbiamo tutta la fase preventiva che non funziona, non sta funzionando, perché le istituzioni non stanno facendo la loro parte. E in questo caso ci tengo a sottolineare un aspetto, che è la rete del lavoro agricolo di qualità. La rete del lavoro agricolo di qualità è stata istituita nel 2016, dove le imprese sane che applicano i contratti, che hanno, come dire, uno spessore etico di un certo tipo, possono accreditarsi, aggregarsi e autocertificarsi nel, come dire, nel rispetto sia della dignità dei lavoratori, ma anche dei contratti. Purtroppo, il dato aggiornato al 31 di luglio ci dice che su 10.000 imprese agricole che dicevo prima, che con almeno un rapporto di lavoro, quindi con un lavoratore, le imprese che si sono associate alla rete del lavoro agricolo di qualità sono appena 242, dato INPS riscontrabile. Quindi questo dà la misura di quanto, come dire, il tessuto economico produttivo del settore agricolo è sensibile al tema della legalità eccetera. Quindi noi adesso lanceremo le attività insieme con i partner che hanno già cominciato, come dire, sia ad assistere che accompagnare i lavoratori, è tutta un'attività di outreach nel territorio. Comincerà un'attività anche in sinergia, in forte sinergia con loro, è già cominciato insomma da qualche settimana, e crediamo che questa sia una risposta giusta e doverosa a questo fenomeno che, ribadisco, in Veneto non è né marginale e neanche di secondo piano. Ecco, io intanto vi ringrazio e darei la parola nel frattempo è arrivata Chiara Bianchi di ADIR, vedo, e anche Federica Cipolla di Una Casa per l'Uomo. Io darei la parola adesso, se siete d'accordo, a Sabrina Visentin, che è la presidente di Villaggio Globale, per darvi anche dal loro punto di vista, insomma, quello che sono le attività che Consorzio Nova e Villaggio Globale stanno facendo. Sabrina, ci sei? Sì, buongiorno. Eccoti, a te la parola. Sì, noi stiamo lavorando nel progetto Diagrammi Nord da un anno a questa parte. Dopo una prima fase di elaborazione tramite questionari a persone migranti in zona, siamo partiti con l'attività. Attualmente stiamo facendo delle azioni di outreach nel territorio di Padova e delle province di Padova e Venezia, andando nei luoghi di aggregazione e fornendo informazioni, dando anche dei recapiti per l'accesso agli sportelli. Noi abbiamo attivato, in questo momento abbiamo attivi 4 sportelli, 2 nelle province di Padova e 2 di Venezia, dove sostanzialmente le persone vengono accolte, vengono soprattutto informate, nel senso che da quello che abbiamo visto noi, molti non hanno proprio consapevolezza dei diritti cui dovrebbero essere, che dovrebbero avere, insomma. Quindi facciamo delle azioni aiutati dal mediatore culturale e linguistico di informazione, di orientamento verso i servizi del territorio, in particolar modo nei servizi sanitari, dove queste persone hanno difficoltà ad accedere. Diamo una mano per fare tutta la documentazione necessaria e orientarli rispetto ai servizi in generale. In questo momento i servizi di cui vi ho parlato, dei servizi di cui vi ho parlato, hanno usufruito 107 persone nello specifico e hanno avuto accesso agli sportelli che sono partiti da un mese a questa parte già in 22 persone. Negli sportelli troviamo anche delle figure, mettiamo a disposizione delle figure specializzate per le persone vulnerabili, abbiamo lo psicologo che li incontra con l'aiuto sempre del mediatore
E in questo periodo, ad esempio, abbiamo dato accoglienza nel SAI che gestiamo a 2 delle persone vittime di sfruttamento di cui parlava prima, provenienti dalla provincia di Verona, e sostanzialmente stiamo cantierando i corsi di italiano a partire da settembre, perché il problema della lingua rimane dal nostro punto di vista il punto cardine per cui queste persone poi fanno fatica ad accedere ai servizi e a orientarsi nel territorio. E devo dire che il fenomeno, come era stato descritto prima, è molto presente nelle 2 province di cui ci stiamo occupando, insomma. Un lavoro importante consta nella intessere rete di relazioni con altre associazioni, con altre cooperative, con altri enti, per poter fornire sinergicamente alla persona il servizio più mirato possibile. Non so, se c'è qualche domanda poi sono a disposizione. Eccomi. Grazie Sabrina. Carlo, se vuoi intervenire. Sì, buongiorno a tutti, scusate ma abbiamo lasciato il buco perché non sapevamo, noi vediamo solo lo schermo, quindi non sapevamo chi stesse guidando, ecco, e chi ci sia dall'altra parte. No, è già stato detto, insomma, abbastanza rispetto anche al progetto Diagrammi, ecco, noi coordiniamo una ATS, appunto che è quella citata prima da te Giosuè, ecco, sono altre cooperative sociali che operano in 5 province del Veneto. Le azioni sono quelle descritte adesso dal villaggio globale e con appunto una forbice piuttosto ampia che va dall'azione puramente informativa, ecco, che è quella così generica, volta ad agganciare o a informare i lavoratori, ad azioni invece più specifiche come quelle sulle quali siamo già stati coinvolti, che hanno riguardato proprio l'accoglienza e la presa in carico di beneficiari potenzialmente, tra l'altro richiedenti protezione internazionale, che sono stati coinvolti in fatti di caporalato. Ecco, io sottolineerei altri 2 o 3 aspetti, ecco, che integrano un po' l'osservazione che hai fatto tu, Giosuè, ecco, e uno rispetto alla normativa, e cioè che c'è un quadro giuridico che, diciamo, che è complicato, o meglio che non funziona nel nostro paese, ma non è imputabile solo alla Bossi-Fini. Faccio questa precisazione perché alle volte si rischia un po' di polarizzare il dibattito anche sotto il profilo politico. Noi in realtà nel nostro paese abbiamo un sistema consolidato di governo delle migrazioni che è fondato sulle sanatorie.
che hanno una storia lunga, ecco, sono iniziate negli anni '80 e poi si sono succedute regolarmente nel corso degli anni, l'ultima quella dell'anno scorso per l'emersione del lavoro agricolo e il lavoro domestico, che sono tra l'altro le due sacche più, come dire, più praticate, ecco, di lavoro irregolare. Ecco, quindi quello che è da superare è non tanto la Bossi-Fini, o meglio la Bossi-Fini ha accentuato alcuni aspetti, ma è l'intero impianto normativo. Ripeto che nel nostro Paese non è stato in grado, per diverse ragioni, ecco, di governare il fenomeno sotto il profilo giuridico. E quindi bisogna appunto, come dire, rimescolare le carte, rivedere l'intero impianto. Il secondo elemento è un elemento culturale che riguarda intanto l'attenzione a non focalizzarci solo sul caporalato, sul caporale, cioè il caporalato c'è, è banale dirlo, ma c'è perché c'è un sistema che lo consente, lo agevola o comunque insomma riesce a incardinarsi all'interno di un sistema. E questo sistema è l'intera filiera agricola, ecco, che evidentemente ha delle sperequazioni al proprio interno e delle zone appunto, dove è possibile, dove può incardinarsi appunto pratiche di lavoro irregolare. E su questo io mi permetto da dirlo, ecco, c'è una responsabilità anche del consumatore finale, ecco, nessuno è esente e quando è un elemento di sistema, appunto tutti hanno la loro responsabilità, certo il caporalato è come dire, lo strumento operativo, quello anche più evidente, ma c'è un disequilibrio nell'intera filiera. E un altro elemento culturale è che lo sfruttamento agricolo, lo sfruttamento in agricoltura, ecco, genera poco allarme sociale, salvo quando avvengono dei casi eclatanti, e anche su questo dobbiamo dircelo, ecco, è probabilmente anche frutto di un pregiudizio strisciante, ecco, di cui siamo tutti portatori. Ecco. Lo sfruttamento in agricoltura interessa soprattutto gli stranieri, non solo, ma soprattutto. Gli stranieri sono, come si dice in gergo, sovrarappresentati. Considerate che in Veneto la popolazione straniera vale più o meno il 10% della popolazione residente. Se andiamo a guardare quelli in età lavorativa vale circa il 12% come forza lavoro. Se andiamo a osservare i contratti fatti in agricoltura, in particolare nelle professioni nelle occupazioni non professionalizzate, ecco, arriviamo a una punta del 70%. Quindi c'è una correlazione tra lo sfruttamento agricolo e la presenza degli stranieri e io penso che ci sia anche una correlazione tra il fatto che, poiché interessa agli stranieri, ci sia appunto minor allarme sociale. All'interno del progetto Diagrammi, anche se non era una delle azioni previste, ma la stiamo comunque facendo perché è una cosa che ci ha così un po' interessati, abbiamo avviato un'analisi delle imprese multiservice, quelle che citava prima Giosuè, cioè queste cosiddette cooperative senza terra, anche se poi hanno anche altre forme giuridiche, provando a vedere quante sono in Veneto e che cosa sta avvenendo appunto da un punto di vista della vita di queste imprese. Ecco. Non è così difficile alla fine individuarlo, ovviamente se vogliamo andare a cercarle. Noi faremo non un lavoro investigativo ma un lavoro di analisi sociale, cercando appunto di provare a dimensionare questo fenomeno e anche poi vedere che cosa si può fare, perché un ultimo elemento che riguarda un progetto anche come Diagrammi è di ancora una volta fare attenzione a non polarizzare troppo le responsabilità e anche a proporre delle soluzioni, perché so che è molto difficile, è una cosa di cui abbiamo discusso spesso con colleghi, ma provare a vedere anche in che modo agganciare queste cooperative, queste imprese di caporalato e anche con loro fare un lavoro di educazione, revisione, non so come dirlo, ecco, però provocatoriamente ecco, io credo che il lavoro vada fatto con le persone oggetto di sfruttamento, ma anche con chi sfrutta, ecco, come avviene spesso nei fenomeni sociali, ecco, dove è necessario ecco, un intervento che abbraccia un po' tutti. Io adesso lascerei la parola ai colleghi, visto che appunto che c'è Federica e che ci sono anche i colleghi dell'ATS e eventualmente poi interagiamo se ci sono domande o questioni specifiche. Grazie. Grazie Carlo. Allora, Carlo Zagato, presidente di Porto Alegre. Allora, Serena, ci sei? Vuoi intervenire? Sì, ci sono, arrivo.
Ecco, buongiorno a tutte e a tutti. Io sono Scarabello Serena, referente per il Veneto e per l'Emilia-Romagna di Terra. Terra è un'associazione ambientalista che lavora da anni in vari territori italiani sul tema della giustizia ambientale, economica e sociale e ha lavorato dunque sul tema della filiera, sulla filiera agricola, che come appunto diceva Carlo è un tema che va sicuramente analizzato e attenzionato anche dialogando con chi fa lavoro agricolo. Ha lavorato sul tema del caporalato in Puglia e ora con Diagrammi siamo operativi insomma, su tutto il territorio nazionale. Noi siamo un po', le nostre azioni rientrano nella logica preventiva del bando, che è appunto, come dicevate voi, di fatto la sfida nella sfida, nel senso che concretamente cerchiamo di lavorare, contattare, valorizzare le reti, le filiere e le aziende che lavorano nell'agricoltura in un'ottica di sostenibilità ambientale e sociale, e cercando di creare, da un lato valorizzarle, capire i loro bisogni, i rischi di caporalato che nel territorio intercettano e incorrono, dall'altro cercando di fare da cerniera con le fasi di costruire una cerniera con le altre fasi del progetto, e quindi creando delle occasioni di formazione e di eventuale reinserimento lavorativo per persone che emergono da contesti e situazioni di sfruttamento, soprattutto coloro che non riescono ad accedere ad altri tipi di servizi già un po' più strutturati, come possono essere quelli appunto del sistema asilo, del sistema antitratta. Sì, quindi sì, questo sicuramente è importante riuscire un po' anche con i colleghi della partner AGC, di AGC, cercare di comprendere i bisogni anche delle aziende e in termini di lavoro, ma anche in termini di logiche politiche che guidano le loro attività imprenditoriali, e fare rete con appunto i partner, ma anche le politiche già attive nel territorio, le istituzioni attive nel territorio, per trovare degli strumenti per riuscire insomma a prevenire anche nel lungo periodo fenomeni appunto di sfruttamento che in agricoltura sono particolarmente appunto significativi, anche se appunto non esclusivi del contesto agricolo. Questo. Grazie. La parola. Grazie Serena. Federica, tu ce la fai a intervenire, perché lei era in sportello, quindi mi diceva che aveva qualche problema. No, non ce la fa. E vedo anche collegata Chiara Bianchi di Adir. Chiara, vuoi dire qualcosa? Buongiorno a tutte e a tutti. Molto rapidamente, ringrazio per questa giornata, perché è molto importante ribadirci come a livello territoriale, in qualsiasi contesto, questo tema sia preeminente. Io sono Chiara Bianchi e rappresento qui ADIR, l'Altro Diritto, che è un centro di ricerca interuniversitario che all'interno del progetto si occupa da una parte del rafforzamento delle reti nei territori, con tutta la parte degli organi ispettivi, delle procure, per da un lato dare vita e azionare quanto più possibile la normativa di contrasto allo sfruttamento e tutti gli strumenti anche preventivi che questa nuova normativa molto forte, nata qualche anno fa, offre e che ancora oggi non svolge al meglio le proprie potenzialità. Da un po' di anni, proprio insieme alla FLAI, abbiamo un osservatorio a livello nazionale per il monitoraggio delle indagini e dei procedimenti in corso, e Diagrammi è certamente un'opportunità per comprendere come nel territorio queste reti, questi organi lavorino insieme per capire come rafforzare
la conoscenza di questo fenomeno, le segnalazioni a organi ispettivi e procure che non partano necessariamente solo dalle denunce dei casi individuali, ma anche dai soggetti che in modo autorevole conoscono il territorio e possono raccogliere queste segnalazioni e operare quindi anche un supporto in questa attività e anche per rafforzare proprio tutto quel sistema di tutela e protezione che le dinamiche dello sfruttamento lavorativo possono consentire alle lavoratrici e ai lavoratori proprio in un'ottica di regolarità amministrativa delle posizioni, quindi permessi di soggiorno per le persone che sono vittime di sfruttamento lavorativo e che sicuramente, viste le dinamiche che gli altri colleghi hanno portato all'attenzione, diventano uno strumento essenziale sia per la posizione di regolarità sia per tutto il percorso di protezione sociale e poi di supporto all'inclusione sociolavorativa delle persone nei nostri territori, contrastando un po' quelle dinamiche che invece, come la dinamica appunto delle sanatorie e degli ultimi percorsi tentati, non sono riusciti ad azionare. L'altra attività che svolgiamo all'interno del progetto, lavorando su tutti i territori regionali, è quella proprio di andare a mappare le buone pratiche. È un'attività di ricercazione che ha l'obiettivo di, in un contesto in cui è tutto agisce a livello diffuso, sia dall'accoglienza alle pratiche coi datori di lavoro, ai singoli settori di lavoro e a come si dispiegano nel territorio, provare ad andare a vedere che cosa funziona, come funziona e metterlo in rete con gli altri territori per potenziare le soluzioni, anche se naturalmente nel nostro contesto italiano, anche all'interno di una singola regione, possono esserci esigenze completamente diverse, ma con l'obiettivo di costruire una rete su qualcosa che è ancora molto in sperimentazione. Grazie Chiara. Rinnovo a Federica se ce la fa. Non lo so se ho visto che c'è collegato il giornale di Vicenza. Ok. Se volete spazio a delle domande, dei chiarimenti o dei punti, insomma, vi do la parola. Nella parte finale del comunicato, quello che riguarda il progetto di descritto, ci sono una serie di numeri, sono a livello italiano o veneto questi? Quelli che dicono che ci sono 7.910 cittadini di paesi terzi per i potenziali di sfruttamento lavorativo, eccetera, allora, il dato è un dato relativo al Veneto. I dati che abbiamo citato sì, sono tutti dati relativi al Veneto. Tenendo conto che l'economia, diciamo, della filiera agroalimentare in Veneto, che è la terza a livello nazionale, genera circa 17 miliardi di PIL in Veneto, quindi parliamo di un settore, l'agroindustria, la filiera agroindustriale, importante sia nell'economia del Veneto, ma anche l'apporto che dà in termini nazionali. E quindi, insomma, diciamo che nel settore agroalimentare, agroindustriale, nella filiera agroindustriale ci sono degli spazi dal punto di vista economici dove si annidano appunto le pratiche sleali piuttosto che lo sfruttamento. Gli intervenuti prima ha detto che adesso farete anche una specie di censimento di queste cooperative spuglie, ma c'è un numero cioè, diciamo a spalle che si possa dire quante sono? Ma il numero diciamo che è molto variabile, non di anno in anno, da mese a mese, perché allora i dati che abbiamo noi, insomma, in nostro possesso è che comunque nella regione Veneto il fulcro principale per l'economia che genera a livello provinciale sicuramente è la provincia di Verona.
La provincia di Verona in ambito nazionale nel settore, nella filiera agroindustriale, ha i primi posti. E noi riscontriamo che il maggior numero di cooperative che nascono e che cessano è contestualizzato nella provincia di Verona, per esempio. Il numero varia, come dicevo io, è molto liquido, e che quindi insomma non si ha la... Centinaia di migliaia? Parliamo di migliaia, in tutto il Veneto, di migliaia di imprese, assolutamente sì, che offrono servizi diversi. Per quello all'inizio dicevo, c'è una forte concorrenza anche tra imprese che naturalmente adottano l'arma del ribasso nei confronti della concorrenza per accaparrarsi appalti di questo tipo, perché dopo il datore di lavoro, il committente, la prima cosa che guarda, non essendoci una gara pubblica di appalto, è il costo che gli viene imputato in termini per la prestazione che gli viene offerta. Quindi questi poi le imprese sono tra virgolette in regola, nel senso che una volta che hanno fatto l'appalto con queste cooperative non sono a posto o possono essere sanzionati. Ma allora, la legge 199 ha avuto due novità, ha introdotto due novità, cioè la responsabilità anche di chi adopera lavoratori sfruttati nelle proprie aziende e riconosce anche la colpevolezza anche delle società, che sono due elementi di novità che sono stati introdotti rispetto al vecchio ordinamento del 603 bis. Quindi di fatto una responsabilità di chi sfrutta, di chi utilizza questi lavoratori come committenza c'è. Dopo di fatto nel momento in cui si apre il procedimento penale bisogna naturalmente valutare gli estremi dell'imputazione rispetto al 603 bis. Però di fatto la normativa c'è, ma c'è un aspetto che riguarda anche la responsabilità, diciamo, sociale, perché utilizzare queste diciamo, cooperative spurie o utilizzare lavoratori sfruttati come dire, rende da una parte complici, dall'altra è la risposta che taluni, che non voglio generalizzare, che taluni danno rispetto allo scarico di responsabilità nella gestione della manodopera, rispetto alla questione della sicurezza nel luogo di lavoro, rispetto anche a, come dire, elementi di flessibilità che insomma sono un po' campati in aria e che quindi insomma purtroppo questa pratica sta diventando sempre più diffusa. Ci tengo a sottolineare anche un altro aspetto. Noi diciamo non può esserci un prodotto di qualità, visto che il Veneto è ai primi posti per l'eccellenza agroalimentare e per le produzioni che offre al mercato. Ma non può esserci un prodotto di qualità fin tanto che c'è del lavoro sfruttato. E quindi in questo senso, se io vado al supermercato e trovo la passata di pomodoro a 30 centesimi, il consumatore, lo diceva prima Carlo Zagato, lo diceva benissimo, il consumatore dovrebbe porsi delle domande. Dov'è che vengono compressi i costi? Dov'è che viene compresso il diritto dei lavoratori? Viene purtroppo la prima voce di costo è il costo del lavoro e lì c'è la non applicazione del contratto, paghe misere, orari di lavoro massacranti, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche l'altro problema che la maggior parte delle cose che costano all'estero, quindi costano ancora meno di quello che viene prodotto. Beh, lì potremmo aprire un capitolo enorme, perché prima ci dava passata di pomodoro. La passata di pomodoro viene raccolta in Italia, viene mandata all'estero e poi torna in Italia, cioè in alcuni casi. Quindi lascio il posto agli altri. Com'è che si spiega il fatto che ci siano migliaia di cooperative che fanno il caporalato e ci sono le imprese che continuano a piangere dicendo che non trovano manodopera? No, attenzione, ti correggo, non ci sono migliaia di cooperative che fanno il caporalato. Allora, ci sono migliaia di cooperative, sì, molte di queste sfruttano i lavoratori, perché la logica... Che le imprese continuano a piangere dicendo che non trovano manodopera? Ma il tema della manodopera è un problema che c'è stato sicuramente con la pandemia Covid-19, dove molti lavoratori stagionali
sia dell'Est Europa sia dell'Africa subsahariana, lavoratori stagionali, per ovvie ragioni non sono potuti tornare in Italia, perché la mobilità della manodopera ci dice che i lavoratori stagionali tornano nei loro paesi a ridosso diciamo, delle feste natalizie per tornare in Italia intorno a febbraio, gennaio, febbraio, marzo. Nel frattempo è successa la pandemia e quindi non sono potuti rientrare. Il problema è un altro. Il problema è che i cittadini, i lavoratori non sono disposti a farsi sfruttare. Quindi se non si trova manodopera è perché giustamente i lavoratori non vogliono farsi sfruttare. Quelli che purtroppo cadono nella rete sono i più fragili, i più deboli, i più bisognosi. Sono quelli che sono disposti ad abbassare la loro dignità ad avere retribuzioni più basse pur di lavorare. E questo è il problema, perché se fossero rispettati i contratti, fossero rispettate le retribuzioni dei contratti provinciali di lavoro e dei contratti nazionali, sicuramente non ci sarebbe il problema. Grazie. Io volevo chiedere invece, visto che è stato detto che le istituzioni ancora non fanno per la loro parte, che cosa vi aspettate, per esempio, dalla Regione Veneto? Guarda, noi nel 2019 abbiamo sottoscritto, sudando parecchio, un protocollo d'intesa con la Regione Veneto e le parti sociali, quindi parti datoriali, ispettorato del lavoro, associazioni, eccetera, eccetera, Fly, FAI e Wila, nella quale ci davamo come dire, una strada da percorrere per attivare politiche attive e arginare il fenomeno del caporalato. Purtroppo, dopo la sottoscrizione di quel protocollo d'intesa, non c'è stato seguito. Quindi abbiamo fatto diverse richieste di incontro alla Regione sul tema, però purtroppo diciamo, riscontriamo che non c'è una sensibilità accentuata su questo. Riscontriamo invece che c'è un tentativo di minimizzazione del tema. Però senza far polemica, e il punto è un altro. Allora, noi abbiamo fatto, per esempio, come diagrammi, quindi soggetti che hanno parlato, il sottoscritto, come fra i CGL, abbiamo fatto una richiesta di incontro per attivazione di un tavolo interdisciplinare presso la Regione del Veneto. In marzo o aprile, adesso non mi ricordo, comunque noi non abbiamo avuto risposta su questo, non ci ha risposto nessuno. Quindi se questo è il segno, insomma, noi crediamo che la Regione possa fare molto, però bisogna, come dicevo all'inizio, cambiare un po' i presupposti, cambiare un po' atteggiamento, perché se l'atteggiamento è quello di negare, tu curi il problema, non si va da nessuna parte. Bisogna intanto riconoscere che c'è questo problema e dopo sedersi al tavolino con le parti sociali, le istituzioni e tutti i soggetti, insomma, della filiera per cercare di risolverlo il problema. Ma prima lo devi analizzare, lo devi, come dire, circoscrivere rispetto al contesto e dopodiché fare delle azioni operative, non sulla carta, per cercare di quantomeno risolverlo. Ci tengo a dirlo, la Regione Veneto rispetto alle altre regioni non è che sta in fondo alla classifica rispetto al tema dello sfruttamento e caporalato, attenzione, perché ci sono regioni che sono messe peggio, per carità, però questo non, da qua a negare o minimizzare ce ne passa, bisogna prendere coscienza sia dal punto di vista delle istituzioni, ma soprattutto anche della società civile e della collettività. C'è una stigmatizzazione del problema che insomma ormai non è più sopportabile da questo punto di vista. Posso approfittare per chiedere, volevo sapere sempre riguardo i numeri, quelle 3.000 persone che stimate vulnerabili per questo fenomeno dello sfruttamento sono in tutto il Veneto. Esatto.
Come si arriva a un dato così? Allora, il dato è stato ricavato da Veneto Lavoro, dall'elaborazione di Veneto Lavoro e i dati INPS che sono stati elaborati dall'osservatorio Placido Rizzotto. E questi 3.000 lavoratori, attenzione, sono gli ultimi, cioè sono quelli che al di là dell'irregolarità dei rapporti di lavoro, perché dopo per irregolarità c'è il lavoro che è sottopagato, ma c'è anche il lavoro che è fittiziamente regolare e magari su 22-23 giorni lavorativi al mese te ne verso 10. Questo qua, cosiddetto lavoro grigio, che è molto diffuso, è catalogato comunque come lavoro irregolare. Però gli irregolari quanti sono? L'anno scorso dicevate 10.000. Allora, i lavoratori stimati, diciamo, irregolari con il peso economico che possono dare che danno appunto in termini di economia non osservata sono circa 9.000 rotti, 9.700, quasi 10.000. Esattamente, sì, esattamente. Anche perché l'anno scorso è un anno che non può essere preso come, anche a livello metodologico, come punto di riferimento, perché c'è stato, diciamo, paradossalmente meno manodopera, ma più giornate lavorate. I dati consolidati del 2019 e ad anni indietro invece ci dicono che la fetta di lavoratori che comunque sono soggettati al lavoro regolare, dove c'è quello che dicevo prima dentro, sono più o meno 10.000 in Veneto. Se non Giornale di Vicenza, che è Ederle collegato, vuole chiedere qualcosa? Ma mi sa che adesso non è più connesso. Okay. No. Ho chiesto a Eugenio Pendolini della Nuova che è collegato a questa domanda, mi ha detto di no. Quindi perfetto. Io vi ringrazio Carlo, Sabrina, Chiara, Federica e Serena. Vi auguro a tutti buona giornata e grazie mille. Grazie a te, buona giornata. Buone ferie per chi le fa. Arrivederci. Ciao ciao. Ciao.